10ª giornata del campionato di promozione e il big match del girone C al comunale di Aci Sant'Antonio di via Don Luigi Sturzo, la prima contro la seconda della classe, rispettivamente Aci Sant'Antonio con 21 punti in classifica, capolista del torneo ad una lunghezza di distanza i ragazzi di mister Dario Costantino. Un saluto allora da Claudio Costanzo, possiamo passare a elencarvi le due formazioni che a breve si daranno battaglia su questo splendido terreno di erba naturale, per quella che comunque ricordiamo essere la categoria Aci Sant'Antonio in campo con un 4-3-3 con Gulisano, Cannella, Nicolosi, Orofino, Sardo, Giacone, De Carlo, Enrico, Sant'Angelo, Musumeci, Porto e Borzì. Risponde la Ionica con un 4-1-4-1 con Pontet, Savoca, Lombardo, Ferraro, San Filippo, Lucero, Giannetto, Cardia, Ortiz. Con il numero 10 Ninkovic e 11 Saglimbeni. Ionica, come già detto, che gestirà il primo possesso, qualche minuto di ritardo sul calcio d'inizio. In questo momento fischia il direttore di gara e possiamo partire. Fa buona guardia però in questa occasione San Filippo, che si rifugia in Lombardo, riesce solo per un istante ad alleggerire perché la sfera termina sui piedi di De Carlo, che prova a prendere il fondo. Cross interessante, Pontet coi guantoni si salva con l'aiuto della trasversale su questo pallone molto scivoloso, la prima vera occasione dal guerriero silenzioso nell'ultima stagione d'eccellenza. Qui intanto ci prova Sant'Angelo con questo interessantissimo collo esterno destro dai 20 metri circa. Non ha stretto la propria posizione, De Carlo lo fa in questo momento andando a sovrastare Lombardo e mettendo in difficoltà la retroguardia Santa Teresina. Qui ancora una volta Orofino, tentativo centrale, facile, preda del numero 1 Pontet, ha stretto troppo il suo diagonale, occhio perché Giacone, Saglimbeni può penetrare, Saglimbeni, ma ancora una volta un super Gulisano si deve veramente mettere il mantello e volare all'incrocio dei pali. Che azione della Ionica, palla per Borzì, miglior marcatore della formazione acese. Nicolosi, palla per Porto, in questo momento pensa al cross, lo opera De Carlo, svetta, forse tocca Pontet, non è così, azione però pericolosissima al 20° dell'Aci Sant'Antonio. Interessante, sgusciante Saglimbeni, poi Ninkovic col mancino, si risponde colpo su colpo al comunale di Aci Sant'Antonio. Una partita bellissima. Vorrebbe qualche inserimento di più in area mister Torrisi. Qui Ferraro però si complica la vita, gli sradica il pallone. Porto palla per Borzì e arriva il vantaggio dell'Aci Sant'Antonio. Il sanguinoso pallone perso da Ferraro ha innescato Stefano Porto, ha preso il centro, palla larga per l'inserimento di Borzì, che ha colpito ancora. Sesta rete stagionale per lui, cambia il parziale al comunale di via Don Luigi Sturzo. È passato in vantaggio l'Aci Sant'Antonio grazie alla firma del proprio numero 11 Orazio Borzì, pronto a fare il suo ingresso in campo il numero 17, si tratta di De Carlo. Allora è Sant'Angelo, palla in area all'indirizzo di Lucero, scivola dalle parti di Ninkovic che mantiene il possesso. Ninkovic, poi Ortiz da pochi passi sovrasta Giacone ma non riesce a spingere la sfera alle spalle di Gulisano. Giacone, palla ancora per Nicolosi, arriva il duplice fischio del direttore di gara, sin qui la marcatura alla mezz'ora di Orazio Borzì. Siamo tornati con il secondo tempo della sfida, 10ª giornata del campionato di promozione Sicilia, con Saglimbeni che viene innescato dall'avversario sardo. Ora comincia a diventare pesante il terreno il comunale, occhio a Saglimbeni, rinviene su di lui il numero 5 sardo, prova a imbastire per un'altra azione offensiva, palla dentro per Giannetto, ha provato la torsione più o meno dagli 11 metri il numero 7 di mister Costantino, non riuscendo però a centrare il bersaglio grosso, l'essere un po' troppo irruento in campo. Intanto Cardia, sventagliata sul secondo palo, prova San Filippo a svettare, resta lì il pallone per Saglimbeni, poi Gulisano riesce a metterci una pezza, addirittura Ferraro in sforbiciata, palla gettata nel mucchio, Lucero svetta, ancora una volta si salva l'Aci Sant'Antonio e poi arriva dalle retrovie Cardia, palla alta sulla trasversale, esce Ferraro dentro Savoca, De Carlo fuori dentro Panassiti. Allora per l'Aci Sant'Antonio Ionica sostituisce il numero 11 Saglimbeni con il numero 15 Corrado Laforgia. Ionica che sin qui non è riuscita a trovare le energie mentali per andare a insidiare la porta di Gulisano. All'altro lato allora Orofino prende il fondo del campo, Orofino
Autore sin qui di una prova magistrale, il numero 4 di mister Torrisi. Dona il rettangolo di gioco Musumeci allora per far spazio a Gulisano, uscito per infortunio, e questa potrebbe essere una notizia negativa per mister Costantino. Dentro Longo, fuori Cardia. Qui intanto Panassiri prova a districarsi, poi Lucero accompagna l'uscita di Pontet, si avventa sul pallone, Borzi indica il dischetto, massima punizione in favore dell'Aci Sant'Antonio. Un misunderstanding clamoroso allora tra Lucero e Pontet, spiana la strada al raddoppio della formazione locale. Tu per tu tra Orofino e Pontet, bacia il pallone il numero 4. Fischia in questo momento il direttore di gara, va Orofino! Imparabile il tentativo dagli 11 metri di Orofino che raddoppia per l'Aci Sant'Antonio. Partita in ghiaccio allora per mister Torrisi. Prestazione piuttosto incolore da parte del giovane numero 7 di mister Costantino. L'83esimo dunque fuori Lombardo. Dentro Mattias Puglisi che viene rimpiazzato in campo dal numero 16 di mister Torrisi. Ninkovic dentro, posizione di offside, termina così, triplice fischio, l'Aci Sant'Antonio si impone al comunale di via Don Luigi Sturzo. Ringraziamento al nostro Francesco Morabito, impostazione di ripresa. Un saluto allora amici appassionati Aci Sant'Antonio che allunga a +4 sulle inseguitrici Atletico Messina e Ionica do Sport in Via Grande. Un saluto amici appassionati, appuntamento come sempre alla prossima.